Palermo Futsal Club che non si ferma e vince anche in casa dell'Atomo Networks, risultato di 2-7. Siamo qui con uno dei protagonisti, Lorenzo Lopez, ti salutiamo e ti chiediamo subito, hai fatto gol, non sei uno solito a segnare tanto, dalla tua prospettiva com'è stato quel tiro e un po' raccontacelo. Allora, intanto buonasera e forza Palermo, ma ci speravo, io è vero non vado tanto in gol, però do il mio contributo alla squadra magari difensivamente. Io lo spero in ogni partita di dare oltre al contributo difensivo al contributo realizzativo. Per me è sempre un piacere andare in rete e festeggiare con i miei compagni. A chi lo dedichi questo gol? Allora, lo dedico innanzitutto a tutti noi e sempre alla mia ragazza e poi soprattutto uno in particolare in squadra, a mio fratello Lorenzo Chinnici. Ancora una prestazione super pure per Lorenzo Chinnici, ci hai fatto l'assist. Come ti trovi in campo con lui? Perché sembra che vi troviate praticamente a meraviglia, sembra quasi che giochiate insieme da tanti anni, ma è il primo anno? Allora, il primo anno assieme come campionato federale, però noi giochiamo, già ci conosciamo da parecchi anni, più di 10 anni, tornei così estivi, ma oltretutto dico non bisogna stare assieme tanto tempo, quando c'è sintonia e dico che mio fratello è mio fratello. Siamo contenti di chi gioca prima, di chi gioca dopo, chi subentra, non abbiamo rivalità sul nostro ruolo, anzi siamo felici. Infatti non so se ci fate caso, ma ogni partita, sia all'inizio della partita che a fine partita, ci abbracciamo sempre. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro il No Camp Capaci, si torna dunque in campionato, al momento anche lì tutte le partite vinte. Qual è la forza del Palermo Futsal Club? Allora, la forza è l'unione che c'è fra di noi, l'unione fa la forza, quindi quello è il nostro punto appunto al punto di forza. Noi ora col New Camp stavolta siamo in casa, loro vengono da noi. Noi speriamo sempre di fare bene, ormai noi puntiamo ormai a vincerle tutte. Nella gara di andata hai segnato contro il No Camp Capaci e nel tuo esordio ci proverai di nuovo? In ogni partita cerco di dare il mio contributo al gol.